Mi pare che l'autonomia non stia andando né avanti né indietro, continuano a parlarne, sono mesi che dicono si farà fra 3 mesi, fra 2 mesi, fra un mese. Oggi Di Maio dice che non ha mai letto un testo, non so neanche se sia mai stato scritto, direi che non la farà questo governo. Governo Lega 5 Stelle che all'indomani del voto del 26 maggio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, conta di mandare a casa per dare vita a un esecutivo di centrodestra con gli alleati storici e lo fa a forte di un consenso crescente. Non a caso nel partito hanno trovato posto negli ultimi mesi nomi come Remo Sernagiotto, Elisabetta Gardini, Elena Donazzan. Noi siamo diventati una realtà estremamente attrattiva, negli ultimi mesi abbiamo aggregato una cosa come 800 amministratori su tutto il territorio nazionale perché siamo un movimento coerente, siamo un movimento che è rimasto sempre saldamente nel campo del centrodestra, noi non abbiamo fatto i patti col PD, non abbiamo fatto i patti con i 5 Stelle, siamo anche molto concreti nel senso che rispetto a tante promesse faraoniche che fanno gli altri siamo stati magari più oculati, ma questo significa anche che poi sono tutte promesse che non vengono tradite. Siamo impegnati a ricostruire il centrodestra, il nostro grande obiettivo si sa è costruire un grande movimento sovranista e conservatore, un secondo grande movimento del centrodestra, alleato ma distinto della Lega, per poter riportare queste idee al governo. Meloni arriva a Preganzioli in una sala strapiena di candidati, sì, ma anche di semplici sostenitori, dall'adolescente al pensionato. Parte l'inno d'Italia, il tempo non è molto e lei tocca i temi principali. In Europa dice vogliamo cambiare tutto, difendere a testa alta gli interessi nazionali in materia economica ma anche culturale e sociale. Propone l'assegno di maternità europeo contro il calo demografico, attacca i finti europeisti, lancia i candidati per l'Europarlamento e i comuni da Preganziola a Mogliano, da Carbonera a Paese. Riceve in regalo fiori ma anche del parmigiano con impresso il suo nome e un paio di scarpe tricolori realizzate apposta per lei. Prima di andar via, strette di mano, foto e una stoccata ad Alessandra Moretti del Partito Democratico che ha minacciato di denunciare lei e Salvini per la fake news ormai famosa delle tendine al cimitero. Alessandra Moretti è una personalità curiosa, nel senso che io mi sono limitata a pubblicare una sua intervista, quindi Alessandra Moretti non dovrebbe denunciare me, probabilmente dovrebbe denunciare il sindaco che ha dovuto difendere per una idea così stupida. Questo è il problema, è lei che l'ha difesa, io ho solo pubblicato il fatto che lo avesse fatto.